Anche l'ultimo fine settimana del Carnevale 2025 significa per il centro di Venezia un fiume di persone che inizia a scorrere ininterrotto dalle prime ore della mattina. Per evitare pericolosi intasamenti nei momenti di piena, sul ponte di Rialto è stato ripristinato il doppio senso obbligatorio di circolazione, sulla cui osservanza vigilano gli agenti della polizia locale. I banchetti di souvenir che abitualmente riducono a due stretti corridoi il passaggio in Salizzada Pio X sono stati provvidenzialmente ammassati qualche metro più in là, in Campo San Bortolo, dove cingono d'assedio la statua di Carlo Goldoni. Come vanno gli affari a Carnevale? Bellissimo, tutto particolare, maschera, è venduto calamita, è tutto così. Sono i giorni migliori dell'anno. Sì. Al di là dell'entusiasmo per la festa, l'enorme mole turistica che attraversa Venezia in certe giornate pone anche nel migliore dei casi un problema di vivibilità, nel peggiore un problema di ordine e di incolumità pubblica. Marco Borghi è presidente della Municipalità di Venezia. È una scena che, dichiara una incapacità organizzativa, gestionale dei flussi. Bisogna fare, degli studi sui carichi di soglia, indirizzare le masse che arrivano sostanzialmente da 3 punti, la stazione Piazzale Roma e il Tronchetto, e appunto organizzare un piano operativo. Pur con questi problemi, che non sono da poco, il livello dell'organizzazione culturale del Carnevale si mantiene molto alto e l'emozione di essere a Venezia rimane comunque fortissima. Follato ma molto bello. Pensavate peggio? Sì, Cosa vi ha spinto a venire? la curiosità. È soddisfatta? Sì, molto. I didn't actually know it was happening. Per quanto possa apparire singolare, questo giovane londinese è arrivato a Venezia senza sapere che c'era il Carnevale ed è stata una piacevole sorpresa. C'è invece venuta apposta per Carnevale, dopo tante altre visite, la coppia francese in maschera. Con tutte queste foto, dice lui, ci sentiamo come delle star. On fait beaucoup de photographies comme si on était les stars. Sempre meno e sempre più marginalizzati invece i residenti, secondo Marco Borghi e la delegata al turismo della municipalità Sara Arco, non si sentono affatto delle star, ma delle comparse. Questa manifestazione è diventata d'uso e consumo per i turisti e noi ci sentiamo in alcuni momenti veramente come dei figuranti che passano, osservano, e quindi si è rovesciato quello che era lo spirito autentico del Carnevale, che ci piacerebbe essere ripreso.